Una spedizione punitiva per una lite scoppiata in classe, ci sarebbe questo dietro la violenta aggressione subita da un sedicenne a Cittadella, le parole del papà del giovanissimo. 3 studenti segnalati alla procura dei minori. Meno di 2 mesi fa a Castelfranco nel loro mirino era finita una prof aggredita e bloccata in auto durante uno sciopero. Stroncato da un malore sotto gli occhi dei colleghi in fabbrica, tragedia a San Zenone degli Ezzelini. La vittima è il 49enne Francesco Ponzetta, il titolare ha cercato di salvarlo con il massaggio cardiaco. A Venezia l'assemblea dei dipendenti del Fondaco dei Tedeschi ha dichiarato lo stato di agitazione, pronti allo sciopero se non ci saranno aperture da parte della proprietà. Approvato il bilancio, in regione resta altissima la tensione tra Lega e Forza Italia per lo strappo sull'IRAP e capogruppo del Carroccio, ci saranno inevitabili conseguenze. Inseparabili compagni di banco alle elementari, poi la vita le ha separate. Grande emozione quando dopo 85 anni si sono ritrovate per caso a Campodassi con la storia di Ada e Lina. Torna uno degli eventi più attesi delle feste, sabato alle 21 in diretta su Antenna 3, il 55esimo concerto di Natale del coro Stella Alpina dalla chiesa di San Francesco a Treviso. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione del Veneto, una TG che apriamo occupandoci di cronaca con il pestaggio, la spedizione punitiva per una lite scoppiata in classe che sarebbe dietro alla violenta aggressione subita da un sedicenne nel parcheggio degli istituti superiori di Cittadella, le parole del papà del giovanissimo. Io non metto le mani addosso, a me, tu mi spieghi fra. Un ragazzo arriva, ne spintona un altro, lo prende per il bavero della giacca, lo fa cadere a terra. Scene violentissime accadute nel parcheggio degli istituti superiori di Cittadella poco prima dell'inizio delle lezioni martedì. A terra finisce un ragazzo di 16 anni, la stessa età di chi lo sta aggredendo. Una spedizione punitiva, racconta il padre che abbiamo raggiunto al telefono, per un conflitto che in classe aveva già portato il figlio alle mani con un compagno che lo prendeva in giro chiamandolo come un celebre attore di film hard, così il papà. Poteva essere anche morto, mi diceva mio figlio che erano in tanti, una quindicina, non lo so se erano 15, ma insomma quello che ha azionato si vede anche in video, è un tunisino, ai ordini di quello lì della sua classe, del suo compagno di classe, e ha cominciato a dargli a tirarlo, a sbatterlo sulla strada, a dargli i pugni e calci. Prima di martedì il sedicenne, che a luglio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al torace, aveva ricevuto minacce sul suo telefono dall'aggressore. Ti ammazzo, testa del c***o, ti sei mangiato la vita, che qua là adesso non mi ricordo tutte le parolacce, ma robe bruttissime e gravi. Solo una parte di quanto accaduto quello che si vede nel video, racconta il papà della vittima, la voce ancora terrorizzata, incredulo che nessuno dei presenti sia intervenuto. Erano là in quasi 200 colleghi che non hanno mai intervenuto. Erano lì anche gli autisti di Pullman che neanche quelli lì dicono che non si sono accorti, ma era impossibile. Quando il bullo e i suoi amici se ne sono andati, il sedicenne ha telefonato al papà che lo ha convinto a chiamare l'ambulanza. Sta malissimo, siamo stati anche in pronto soccorso, era gonfiato sulla testa, l'anca gonfiata, insomma ha preso un po' di botte. La famiglia ha presentato denunce ai carabinieri di Cittadella e sperano nella giustizia. Nel frattempo il sedicenne non è ancora tornato a scuola e i genitori pensano al sostegno di uno psicologo, ma la paura è tanta. Sì che abbiamo paura, tutti abbiamo paura, perché questo qua era conosciuto già da prima, era già segnalato. Ancora giovani, ancora studenti, perché 3 di loro sono stati segnalati alla procura dei minori meno di 2 mesi fa a Castelfranco. Infatti nel loro mirino era finita una prof che è stata aggredita e bloccata in auto durante uno sciopero. In occasione di una manifestazione di protesta degli studenti all'istituto, alcuni studenti avevano impedito a una insegnante di entrare. La prof bloccata in auto mentre cerca di entrare a scuola, il gruppo di giovanissimi che le impedisce di uscire e arriva a scuotere il veicolo, costringendola sotto shock a diversi colpi di clacson e alle urla per attirare l'attenzione.
È il 24 ottobre scorso all'Istituto Barsanti di Castelfranco e quella che era nata come una manifestazione di protesta sfocia in un'aggressione che vede coinvolti soprattutto 3 studenti tra i 14 e i 16 anni che ora vedono pagare cara la bravata. Denuncia e segnalazione alla Procura dei minori per violenza privata. Un episodio che aveva destato molta preoccupazione nella scuola e tra i genitori, portando alla necessità di un confronto sui metodi di protesta e sul rispetto delle regole all'interno degli istituti. Lo sciopero era stato organizzato per esprimere il dissenso contro la decisione della scuola di modificare l'orario della ricreazione, ma al momento di metterla in atto i 3 giovanissimi hanno superato i limiti. Soltanto l'intervento di altri 2 studenti, richiamati dalle urla dell'insegnante e dai colpi di clacson, aveva consentito di sbloccare una situazione diventata di minuto in minuto più grave. A incastrare i responsabili, come spesso accade, anche la loro voglia di mettersi in mostra in rete. Attraverso le immagini che tra l'altro erano state pubblicate poi dagli stessi studenti su YouTube siamo riusciti a risalire a questi 3 giovani. La loro posizione sarà voltata dalla Procura dei minorenni. E adesso una notizia dell'ultima ora che arriva dal Vicentino, dove i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato una 46enne vicentina con l'accusa di aver cagionato la morte di un'anziana, nonché il tentato omicidio di altre 4 persone anziane, tutte dimoranti nel Vicentino, alle quali aveva prestato assistenza a domicilio per dei periodi negli ultimi anni e somministrato consapevolmente dei sovradosaggi di medicinali ad azione neurodepressoria come Xanax e Tavor. La donna si qualificava come operatrice sociosanitaria ma non ne aveva i titoli. L'arrestata è altresì accusata di rapina aggravata ai danni di un'anziana che stava assistendo, essendosi impossessata di molti preziosi dopo averla stordita con una massiccia dose di benzodiazepine. E ancora cronaca con il tentato omicidio in via Castelmenardo. Questa mattina scattate le perquisizioni a casa di 8 dei 10 giovanissimi coinvolti nell'aggressione del 22enne. Intanto la polemica sulla sicurezza continua in città. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba. Dalla questura sono partite le volanti dirette nelle abitazioni dei giovanissimi coinvolti nell'aggressione e nel tentato omicidio del 22enne, tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Gli uomini della squadra mobile hanno bussato alle porte delle famiglie. Si tratta di ragazzi tra i 16 e i 19 anni. 8 i decreti di perquisizione finalizzati a raccogliere elementi utili alle indagini sui gravi fatti di via Castelmenardo. Perquisizioni che avrebbero consentito di rafforzare gli elementi già raccolti dagli inquirenti durante le indagini, oltre ad avvalorare ulteriori indizi a carico dei minorenni coinvolti nell'aggressione. È passata una settimana dalla rissa in via Castelmenardo, 10 ad oggi giovani, per metà minori, indagati per reati che vanno dal tentato omicidio alla rapina. Un tema, quello delle baby gang e della violenza giovanile in città, che infiamma da giorni anche la politica. E mentre lo scontro tra Fabio Crea e il sindaco Mario Conte è ancora caldo, ora scoppia una nuova polemica. La troupe di Fuori dal Coro, trasmissione di Rete 4, entra a gambe tese nel dibattito con un reportage nel quale alcuni giovanissimi raccontano di come alcuni ragazzi girino con pistole o altre armi e che si possa ottenere un porto d'armi fasullo. Un taglio che manda su tutte le furie Conte, servizio sensazionalistico che non rappresenta la città di Treviso e che danneggia l'intera comunità, tuona il primo cittadino. È mia intenzione sottoporlo alle autorità competenti per effettuare tutte le verifiche del caso sui contenuti e sulle dichiarazioni. Insomma, c'è aria di denunce che a quanto pare non spaventano il titolare della trasmissione che con un post contrattacca. Dunque a Treviso un ragazzo va in coma per una rissa, andiamo a fare un servizio e assistiamo in diretta ad un'altra rissa con sangue e feriti ed il problema è il servizio e non la sicurezza in città? Caro sindaco, la credevo più serio, invece è diventato un politico della peggior specie. Ed ora il resoconto di un malore improvviso che ha stroncato un operaio di 49 anni a San Zenone. È morto stroncato da un infarto questa mattina mentre lavorava in fabbrica alla Metal Press di San Zenone degli Ezzellini. Francesco Ponzetta, operaio di 49 anni, originario di Lecce ma residente nella Marca, ha accusato improvvisamente un forte malore prima di accasciarsi a terra,
tra lo sgomento dei colleghi che sono immediatamente accorsi ad aiutarlo. A praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo del suo M118 è stato Stefano Colbertaldo, titolare dell'azienda. Il primo soccorso è stato fatto da 2 miei dipendenti e poi sono intervenuto io sono andato avanti fino a quando non è arrivata l'ambulanza. L'ambulanza ha proseguito di più di un'ora e poi hanno constatato il decesso, tutto là. Lui è stramazzato al suolo mentre stava lavorando su una macchina normalissima. La voce rotta dal dolore e dalle lacrime, perché Ponzetta era uno di famiglia, un lavoratore ben voluto da tutti che da oltre 10 anni prestava servizio alla Metal Press. Non era uno di famiglia, ma quasi, perché l'avevo aiutato. Ma noi siamo un'azienda piccola, metalmeccanica, e era ben inserito, un gran lavoratore, un padre di famiglia, aveva un figlio maggiorenne. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della stazione di Asolo Fonte che hanno preso in carico la situazione avvisando i familiari della vittima. La notizia ha colpito duramente tutta la comunità locale che si è stretta attorno alla famiglia dell'operaio, con il sindaco Fabio Marin che ha espresso a nome suo e dell'amministrazione comunale cordoglio e vicinanza ai familiari. Il sindaco ha voluto dedicare anche un pensiero ai titolari e ai colleghi dell'uomo deceduto che hanno assistito alla scena e tentato inutilmente di rianimarlo. Cambiamo argomento. I dipendenti del Fondaco dei tedeschi a Venezia hanno dichiarato lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero se non ci saranno aperture da parte della proprietà. Dal Cinema Giorgione di Venezia, l'Assemblea dei lavoratori del Fondaco dei tedeschi ha dichiarato lo stato d'agitazione e se non arriveranno segnali d'apertura dalla proprietà non si escludono gli scioperi. Considerando l'indotto, ci sono 339 posti di lavoro per i quali se non si farà avanti una nuova proprietà è iniziato un conto alla rovescia che terminerà il 30 aprile. Donne e uomini, giovani che si stanno costruendo una vita e meno giovani a cui magari manca poco la pensione. Lo stato di agitazione per oggi che l'Assemblea ha deciso significa dire all'azienda: non abbiamo accettato quello che hai portato al tavolo, aspettiamo le nostre proposte che sono quelle di raddoppiare quello che avevi proposto al tavolo, e dire ai lavoratori che siamo in una situazione di crisi e i lavoratori sono stanchi di dire lavoriamo senza avere la preoccupazione del licenziamento. All'assemblea erano presenti CGIL e Cislewil. L'interlocutore è un colosso con sede a Hong Kong, il gruppo DFS, una società specializzata in travel retail, vale a dire negozi e ristoranti in stazioni ed aeroporti o in generale in luoghi di passaggio. DFS è controllata da LVMH, multinazionale con sede a Parigi, che a sua volta controlla quasi 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Noi chiediamo che ci sia un giusto adeguamento degli stipendi, cioè chiediamo qualcosa a queste persone perché hanno lavorato chi 9, chi 7, chi 3 anni, e giustamente queste persone vengono assunte e poi sbattute fuori perché l'impresa decide di andarsene. Non è così che si fa, e quindi noi abbiamo deciso al tavolo di proporre, nonostante anche il percorso per quanto riguarda la cassa integrazione, di proporre anche delle mensilità aggiuntive per le persone che verranno lasciate a casa. La politica ha approvato dopo una lunga maratona il bilancio di previsione della Regione. Resta altissima però la tensione tra alleati dopo l'uscita dall'aula di Forza Italia sull'aumento dell'IRAP. Lo scontro tra il leghista Alberto Villanova e Flavio Tosi raggiunge il suo apice. Però ricordiamoci di una cosa: questo è uno strappo politico che nasce fuori da questo Consiglio. È uno strappo politico che non è nato in queste settimane di bilancio, è nato in estate con attacchi quotidiani nei confronti della nostra amministrazione, nei confronti della sanità, della pedemontana, dell'autonomia, quindi non prendiamoci in giro. Non lo nomina mai, ma è a Flavio Tosi, numero 1 degli azzurri in Veneto, che Alberto Villanova, capogruppo dei leghisti, dedica la parte politicamente più forte della sua dichiarazione di voto prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, la ferita che si è aperta con l'ammutinamento dei forzisti usciti dall'aula del Ferrofini per non votare l'aumento dell'IRAP non può non avere conseguenze. Che a mio parere, per quello che posso contare, non può passare senza che ci siano degli strascichi anche in futuro.
Risponde a stretto giro Flavio Tosi, l'attacco è frontale. Villanova non fa altro che confermare la sua arroganza, che contraddistingue le conseguenze, cioè casomai parlarne ad Alberto Stefani e a Luca Zaia, non certo a Villanova. Lui strilla, ma poi le decisioni non le può prendere lui. A mio avviso non ce ne saranno per il semplice motivo che noi non abbiamo né assessorati, quindi non è che possono toglierci un assessorato che non ci ha mai dato, né presidenza di commissione, cioè noi non facciamo parte del governo regionale, abbiamo sempre portato i voti, come si suol dire in gergo, a gratis. Ma se Villanova sembra mettere in dubbio l'asse con Forza Italia, Tosi la puntella. Quindi manteniamo la nostra fedeltà a questo governo regionale, sapendo che fra un anno ci ripresenteremo tutti assieme. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso per vento forte e ha dichiarato la fase operativa di attenzione da riconfigurare a livello locale a preallarme o allarme a seconda dell'intensità del vento. Dalla mezzanotte fino a sabato sulle zone montane e pedemontane è previsto vento forte anche sulla costa e pianura limitrofa, in particolare nel veneziano, basso trevigiano, pianura sud-orientale dalla mezzanotte fino alle ore 14 di domani. E ora vi raccontiamo la storia di Ada e Lina, una storia davvero speciale. Sono state inseparabili compagne di banco dalla scuola elementare, poi la vita le ha separate. Grandissima la loro emozione quando si sono ritrovate dopo 85 anni, pensate. Ci siamo trovati dopo tanti anni. Dopo 83 anni. Perché? Dove eravate? In casa dei ricoveri. E dove eravate insieme, oltre che qui? Qua. Andavate dove insieme? A scuola insieme, giusto? A scuola. Dove? A Reschigliano. Non smettono mai di stringersi le mani i volti che raccontano la felicità dolce dell'amicizia. Ada e Lina hanno 93 anni e da pochi mesi sono ospiti del centro servizi anziani Mantegna di Campodarsego. Mai avrebbero pensato che il desiderio di una vita, quello di ritrovarsi e riabbracciarsi, si sarebbe realizzato proprio lì. Compagne inseparabili dalla prima alla terza elementare, quando sui banchi c'era il pennino con cui ci si macchiava sempre e sull'Italia soffiavano venti di guerra, la vita le ha poi divise. Ada ha vissuto a Cadoneghe e ha avuto un figlio, Lina a Vigo d'Arzere e di figli ne ha avuti 3. Amatissime dalle famiglie, Ada e Lina si sono ritrovate per caso. Quando che sono venuto in palestra, a me ha detto: Madonna, guarda che vedo, mi ha trovato. Così, ecco, siamo conosciuti così. Guarda, ecco. Ma sempre quanto ti domandava. Ada, chiudiamo sempre insieme, dormiamo insieme. Fare qui a terza. Dopo mi ho fatto a quarta e a quinta. In realtà Ada a distanza Lina l'aveva già vista mentre ballava in TV e aveva anche provato a contattarla attraverso la sorella, ma non c'era riuscita. Solari e molto attive, la vita che le aveva separate ha regalato loro a Natale uno dei doni più belli per tutti, l'amicizia ritrovata. Io faccio tanti auguri, chissà capito. E Ada cosa dice? Tanti auguri, che passa per tutta la vita. Chissà per tutti. Mandiamo un saluto e un bacio. E complimenti a queste due amiche per la vita, si può veramente dire così. Ora parliamo del coro Stella Alpina, tutto pronto per il 55esimo concerto di Natale che si terrà nella chiesa di San Francesco, sabato dalle 21. Antena 3 seguirà in diretta questo tradizionale evento atteso in tutta la città. È iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dai trevigiani, il tradizionale concerto di Natale del coro Stella Alpina che si terrà nella bellissima cornice della chiesa di San Francesco sabato 21 alle 21. Partirei con dire i due numeri più importanti del coro. In questo momento il coro ha 75 anni ed è l'anno del 75esimo, abbiamo iniziato con voi l'anno scorso e 55 edizioni di questo concerto di Natale. Un grande successo che si ripete ogni anno con la chiesa piena di gente ed un silenzio surreale quando il coro inizia a cantare. Quest'anno cambia repertorio, sarà l'insegna della varietà di autori. Ma sarà monotematico, cioè canteremo
solamente canti collegati alla tradizione natalizia. Proprio partendo dalla nutrita varietà di autori, da Pigarelli, Dionisi, quindi avremo un repertorio molto vasto. Antena 3 seguirà in diretta per voi il concerto per portare nelle vostre case la voce e i canti di Natale del coro della Stella Alpina. Un'emozione unica che riesce a coinvolgere tanti giovani ma anche tanti bambini. Sono abituati ad ascoltare pop, rock, rap, trap, tutte queste musiche moderne. Ascoltare un coro che canta da solo, senza strumenti, già questo non è così scontato, e con più voci, ecco, nella loro semplicità li sorprende. Questa è una delle cose che mi piace più notare quando siamo a San Francesco. Sabato alle 21 il coro Stella Alpina, composto da 22 coristi, vi aspetta nella chiesa di San Francesco per rendere memorabile questo Natale 2024. E l'appuntamento con il coro Stella Alpina chiude questa edizione del nostro telegiornale del Veneto. Grazie per averci seguito, arrivederci.